Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla terza puntata di stagione di calcio di rigore. Cosa è successo nei campionati di ieri? Tanto debutto vincente in Serie D per tre formazioni che seguiremo da vicino in questa stagione. Parliamo ovviamente di Cesena, Forlì e Sant'Arcangelo. Per quanto riguarda l'eccellenza, bene la Fonsine, secondo colpo, e per quanto riguarda il livello di successi per il Cattolica, in promozione il Ronco sbanca il campo del Pietracuta, ma il Coriano non molla. È partita ieri anche la prima categoria, Girone H, con il primo colpo ottenuto a favore del Sala che ha battuto il Sant'Ermete. Questo potremmo dire un risultato assolutamente clamoroso. Nel corso di questa serata tantissimi servizi, due in particolare anche per la prima categoria Girone H, dove oltre al servizio che riguarderà il nostro ospite seguiremo poi quello della presentazione del Riccione Calcio, ma come sempre diciamo che partiamo dicendo il numero di telefono e ricordando appunto di salutare il nostro amico Matteo Zampini che cura la pagina Facebook. Allora, il numero di telefono nell'ordine è il 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Su internet invece si trovate la pagina ufficiale calciodirigore.official curata dal nostro Matteo Zampini. Presentiamo gli ospiti di questa sera, ritroviamo alla mia sinistra finalmente dopo un mese l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti e ben ritrovata a tutti. Ciao Giacomo, andiamo a dare il benvenuto ai nostri studi all'allenatore della Vis Misano, Marco Bucci. Buonasera, grazie per l'invito. Anche per lui è la prima volta nei nostri studi. Salutiamo il centrocampista del Pietracuta, Francesco Fabbri. Buonasera a tutti. E infine, per lui si tratta di un ritorno, il centrocampista del Granata, Danilo Mastria. Buonasera a tutti. Ebbene, con l'aiuto del nostro Stefano Papini partiamo con leggervi risultati e classifiche per quanto riguarda la Serie D, nella fattispecie il Girone F, puntuale come sempre. Partiamo con i risultati. I seguenti: Avezzano Cesena 1-2, Castelfidardo San Nicolò 1-3, Forlì Isernia 3-0, Francavilla Pineto 3-1, Matelica Vastese 4-2, Olimpia Agnonese Real Giornanova 0-1, Recanatese Jesina 1-1, San Maurese Montegiorgio 1-1, San Giustese Città di Campobasso 4-2, Sant'Arcangelo Savignanese 2-1. Ieri ricordiamo che debuttava in Serie D la Savignanese, purtroppo è andato male il debutto. Andiamo a vedere la classifica. I Forlì in testa con Francavilla, Matelica, San Nicolò, San Giustese, Cesena, Real Giulianova, Sant'Arcangelo 3 punti, Jesina, Montegiorgio, Recanatese, San Maurese 1 punto, Agnonese, Savignanese, Castelfidardo, Pineto, Vastese, Isernia 0, Città di Campobasso -2, Avezzano -3, due squadre che partono per l'appunto con la penalizzazione. Allora Giacomo, adesso andiamo a vedere quello che è successo ieri per quanto riguarda le tre compagini che seguiremo nel girone F, ovvero Forlì, Sant'Arcangelo e Cesena, e poi faremo un piccolo commento con te per quanto riguarda la Serie D e questo girone. Il primo servizio della serata. Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Primo acuto vincente di stagione per il Cesena che si impone a fotofinish sul difficile campo dell'Avezzano. Il vantaggio arriva al sesto da corner con Ricciardo che sotto misura trova la deviazione vincente. Il pareggio dell'Avezzano giunge al 73esimo da un alto calcio da fermo dove arriva il colpo di testa vincente, questa volta di Menna. Dopo qualche tafferuglio tra le tifoserie, il Cesena al 93esimo centra la vittoria con Tortori che in velocità domestica il pallone e con una serie di finte manda in bambola la difesa dell'Avezzano, tardiva nel chiudersi permettendo al Cesena di conquistare al 93esimo la vittoria. Dopo la decisione
decisione del tardi, venerdì Sant'Arcangelo torna a giocare in Serie D a distanza di quasi 8 anni. Bondoli manda all'inferno il debutto della Savignanese in Serie D, dandogli il benvenuto a suo modo. Lo stesso giocatore si ripete al 17esimo quando un altro regalo della difesa avversaria permette a quest'ultimo di trovare il raddoppio. Savignanese che dimezza le distanze al minuto 65 con Francesco Mannuzzi, dimenticato dalla retroguardia di casa. Inizio promettente per il Forlì, trascinato da un super Ambrosini, l'ex Rimini trasforma dal dischetto un rigore concesso dal direttore di gara. Di Sernia si apre concedendo all'attaccante la possibilità di ripeterci 10 minuti più tardi, quando la difesa va a nozze e Ambrosini sigla il 2-0. Il tris lo mette a segno Prati all'80esimo. Ebbene, questi erano i 3 gol di ieri. Giacomo, debutto migliore non ci poteva essere per le 3 compagini del girone F, sono capitate tutte e 3 in un girone difficile. Ti ha sorpreso un po' anche il risultato del Cesena di ieri? Ha sorpreso visto gli ultimi risultati che aveva fatto in Coppa, però sicuramente l'ambizione del Cesena, come società Cesena, è quella di risalire subito. Solo che ieri giocavamo in un campo veramente difficile, ricordiamo che l'Avezzano anche l'anno scorso ha permesso al Pesaro di salire facendo rimanere in categoria una squadra come il Matelica che negli ultimi anni è sempre stata una delle favorite, quindi è una vittoria veramente importante e come abbiamo visto è arrivata al 93esimo, quindi con grossa sofferenza. Per quanto riguarda Sant'Arcangelo, bella la reazione, visto che venerdì il ricorso è stato respinto, si poteva anche pensare di vedere un Sant'Arcangelo magari demotivato, anche perché preparare una partita per una categoria superiore forse non è uguale a prepararlo per una categoria inferiore, quindi sicuramente una bella reazione, anche se probabilmente la Savignanese ha pagato lo scotto della categoria. Il primo quarto d'ora ci sono stati questi 2 errori difensivi che hanno permesso il doppio vantaggio e la Savignanese arrivava da un pre-campionato, da una coppa con 3 vittorie consecutive, quindi buona squadra anche la Savignanese. Per quanto riguarda il Forlì, hai detto bene nel servizio, Bomber Ambrosini, categoria superiore, e l'ha fatta da padrona. Ebbene, adesso andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini il prossimo turno, perché c'è già una sfida molto interessante. Purtroppo il calendario non è dei migliori per quanto riguarda le fasi iniziali per la Savignanese, perché come vedete, adesso ve le leggo tutte: Città di Campobasso, Francavilla, Isernia San Giustese, Jesina Sant'Arcangelo, Monte Giorgio Avezzano, Pineto Matelica, Cesena Agnonese, Real Giulianova Castelfidardo, San Nicolò Recanatese, Savignanese Forlì, e direi che proprio questa è una partita delicatissima, Bastese e San Maurese. Non certamente facile il prossimo impegno, no? Non è facile, ma io ho visto la reazione della Savignanese, per me può fare sicuramente un'ottima gara. Perfetto, adesso Stefano, prima di andare avanti con le schermate, iniziamo a leggere qualche messaggio perché ne stanno arrivando già parecchi. Un caro saluto al mio ex compagno di scuola e di squadra Francesco Fabbri, un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione Riccio. Poi ti chiedono, per quanto riguarda Danilo Mastria, che tipo di campionato si prospetta per il Granata? Beh, diciamo che innanzitutto l'obiettivo principale è quello di riconfermarsi come ci siamo confermati l'anno scorso in 6ª posizione e quest'anno cercare di arrivare magari dentro i playoff. Siamo una squadra molto giovane, però ci diamo dentro e cercheremo di raggiungere gli obiettivi che sono stati preposti all'inizio. Segnati questo nome, caro Giacomo, che ce lo segnala tra l'altro Victor, che è stato il nostro ospite qui lo scorso anno. Grande il Bomber, ci segnala Corzani che ha un record assoluto, è entrato dopo un minuto e ha fatto subito gol. Esordio per i grandi tra lui è un 2002. Ci segnala questo un giocatore del Cerve. Tra poco, Victor, andiamo a parlare proprio della categoria che ti riguarda da vicino. Adesso, caro Stefano, andiamo avanti con risultati e classifiche, ce ne sono tantissime, un po' cambiato il format calcio di rigore. Andiamo a vedere quelli di eccellenza, ma aiuti tu proprio adesso. Argentana Faenza 0-1, Castrocaro Progresso 1-0, Calcio Cotignola Alfonsine 0-1, l'Alfonsine appunto rimane prima in classifica in virtù anche di questo risultato. Copparese Marignanese 1-1, primo stop per la Marignanese in stagione, pareggio, quindi 7 punti. Corticella Massa Lombarda 0-0, Diegaro Fiariccione 2-0, perde ancora la Fiariccione. Giovane Cattolica Sant'Agostino 3-1, Granamica Sampa Imola 1-0, Castelfranco Medicina 2-1. Andiamo a vedere la classifica, caro Stefano, dopo quest'ultimo turno. Alfonsine al comando a quota 9, Castelfranco segue con la Marignanese a 7 punti, Giovane Cattolica, Diegaro,
Diegoro 6 punti, poi abbiamo Copparese, Granamica 5 punti, Faenza 4, poi via via seguono tutte le altre fino ad arrivare appunto alla Fioriccione a Calcio Cotignola, che entrambe sono ferme a 0 punti, ma entrambe devono recuperare la sfida che li vedeva appunto protagonisti domenica scorsa tra di loro. Giacomo, il Cattolica ha avuto tantissimi problemi societari, però si è ripreso alla grande, dopo l'esordio sfortunato alla prima in casa ha ottenuto 2 vittorie consecutive, non male la partenza. No, sicuramente, visto anche l'estate che è passato, perché con tutte le vicissitudini ci sono state, sicuramente un po' come posso dire, di trambusto c'è stato. Alla fine certo. La squadra è stata messa e attrezzata nella maniera giusta, però la prima di campionato non è andata molto bene, però adesso sta riprendendo, la formazione c'è, anche hanno preso dei buoni rinforzi, quindi la rosa è di tutto rispetto. Invece vogliamo fare i complimenti a Mister Lilli, perché l'abbiamo avuto ospite nella nostra trasmissione la scorsa settimana, sta facendo un grande capolavoro a livello iniziale per quanto riguarda questa stagione con la Marignanese. Ricordavo prima appunto 2 vittorie, ieri il primo stop. No, sicuramente, anche perché oltre a questo dobbiamo anche dobbiamo essere remori di quello che aveva fatto l'anno scorso, quindi dopo una partenza falsa dell'anno scorso e il subentro di Mister Lilli si è partito con un filotto importante e sta continuando con questa serie di risultati, perché 3 partite, 7 punti è tutto rispetto, quindi complimenti alla Marignanese. Senti, come mai la Fioriccione non riesce ancora a ingranare? 2 partite giocate, 0 punti, una da recuperare con il Cotignola. È cambiata molto, quindi sicuramente anche Mister Giorgi deve iniziare a prendere un po' le misure. Adesso 2 partite all'inizio ci possono stare, bisogna vedere, sicuramente adesso nel recupero col Cotignola, visto che sono tutte 2-0, dovrebbe riuscire a fare il risultato, anzi glielo auguro a Mister Giorgi. Allora, proviamo a fermarci un attimo leggendo un attimo di messaggi. Mastria, non credi che il Granata stia crescendo anno dopo anno? Sì, penso di sì, soprattutto perché di anno in anno ci stiamo sempre confermando, essendo una piccola realtà, tra le posizioni di classifica più alta. Quest'anno hanno fatto un buon mercato e speriamo che riusciamo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo preposti. Prego Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, anche perché hanno veramente un mister valido, Mister Cantoni è veramente bravo, quindi è riuscito a dare la sua impronta a questa squadra, anche se è giovane, una squadra giovane fatta composta da ragazzi della zona, però si vede la mano del mister. Invece a Francesco lo invitano, un suo caro amico, ad andare in cantinetta, ti aspettano lì, caro Francesco. Invece per Mastria, evito di leggerti il primo messaggio, ti leggo più il secondo che ti ha mandato questo tuo amico. Chi è il più forte della tua squadra a tuo modo di vedere? Ma non mi va di fare un nome preciso, però direi che più o meno siamo tutti sullo stesso livello. No, lo faccio io, Mastria, perché dovete capire da dove arriva. No, quando l'avrete capito è Mastria assolutamente. Stefano, vai sulla faccia disperata di questo uomo. Ecco, rimani qui Stefano. No, vai su questo uomo qui, perché adesso gli faccio perdere il sorriso. Cosa ha fatto ieri tu, Bellaria? Ecco, abbiamo regalato 3 punti, ma sono i primi, solo i primi. Mi è bastato. Perché la prima partita siamo buoni. Sì, mi è bastato. Allora, un grande abbraccio al Florenzi della promozione, Francesco Fabri da Ale Casa. Ragazzo dell'Isia Marina a Casadei. Che lo salutiamo. Ciao Ale, tra poco arriveremo anche a vedere la tua squadra contro il mister Marco Bucci del Vicemisano. Mister, ancora non ti ho interpellato, volevo farlo adesso prendendomi una pausa con il nostro Giacomo, che tra poco vogliamo arrivare proprio al campionato vostro di promozione, perché ci sono 3 partite tutte da gustare, quindi rimanete assolutamente con noi. Allora, Marco, l'anno scorso hai vinto un campionato che ha dell'incredibile, voglio fare un passo indietro, vedendo come eravate partiti nel giro d'andata e la rincorsa che avete fatto nel giro di ritorno, arrivando a giocarvi il play-off con il Novafete e poi vincendolo. L'anno scorso io sono arrivato a Misano dopo che il Misano aveva perso la finale playoff contro il Pietracuta. Ci siamo ritrovati con la società che mi aveva chiesto un progetto di 2 o 3 anni e dovevamo ripartire da una squadra che aveva perso 15 giocatori, perché dall'anno precedente sono stati persi 15 giocatori. Siamo andati a inserire nella rosa un paio di giocatori di categoria e il resto l'abbiamo fatto col nostro vivaio. Siamo arrivati a dicembre cercando di stare agganciati alle prime 6-7 posizioni, poi con un paio di inserimenti a dicembre di giocatori di categoria
lì abbiamo alzato l'asticella e da lì siamo arrivati dove siamo arrivati. Credo che è stato un bel traguardo, forse anche inaspettato per certi versi, e per questo ancora più bello chiaramente. Visto anche l'epilogo finale. Vedendo com'è andata la rincorsa che avete fatto, le difficoltà, e chiaramente bisogna farti solamente l'applauso per quello che hai compiuto con i tuoi ragazzi. Ma credo che il merito sia dei miei ragazzi. Io ho solo cercato di far capire loro che finché non c'è la parola fine bisogna spingere e provarci. E non mollare mai. E non mollare mai, esatto. Francesco, preparati che adesso arrivo anche da te, perché mi devi togliere assolutamente una curiosità che ho in testa. Però prima, caro Stefano, siccome stasera di servizi d'eccellenza non abbiamo nulla, mi fai vedere un attimo la grafica del prossimo turno, così la commentiamo con il nostro Giacomo e chiudiamo il discorso d'eccellenza, in modo tale che dopo mi concentro con i nostri 3 ospiti. Alfonsine Castrocaro, Faenza Granamica, Fiariccione Copparese, Marignanese Castelfranco, Massa Lombarda Giovane Cattolica, Medicina Calcio Cotignola, Progresso Argentano, Sant'Agostino di Egaro, Sampa Imola Corticella. Allora, quale segniamo di big match, caro Giacomo? Sicuramente Alfonsine Castrocaro. Alfonsine è la prima in classifica, ma il Castrocaro io ho visto delle buone prestazioni e manca solo qualcosa per completare l'opera, però può essere la gara che può fargli fare il salto di qualità. Rimaniamo, bravissimo Stefano, sulla schermata. Io aggiungerei anche Marignanese Castelfranco, seconda contro terza in classifica, appaiato ovviamente per tutte e due a 7 punti, però per differenza reti Castelfranco al momento occupa la seconda posizione. Se sei d'accordo, sì, sì. Ti faccio questa domanda: può essere la volta buona per la prima vittoria in campionato della Fioriccione con la Copparese? Sì, ci può essere la prima vittoria in campionato, sì, è alla portata. Non ti chiedo di fare il mago con la sfera davanti, però sei convinto, sì? Sì, sì, sono convinto. Ok. Cosa ha fatto ieri Bellaria? Va bene. Primo tempo 0-0. Va bene così, va bene. Primo tempo 0-0. Primo tempo 0-0, va bene. Immagino che la gente sarà emozionata. Poi è andato via. Sì. C'è qualcuno dalla regia, mi suggeriscono che sei tu che porti sfortuna al Bellaria, quindi è vera sta cosa? No, impossibile. Stefano mi dice di no in diretta, quindi Stefano sei testimone, Impossibile. Stefano, stasera ti sto mettendo... Se ci fosse qua il mister Zanini mi difenderebbe sicuramente. Non lo so, siete uguali tutte e due, quindi non lo so. Caro Stefano, adesso ti pregherei di farci vedere i risultati per quanto riguarda la promozione. Sto accelerando moltissimo perché poi voglio riempire di domande i nostri ospiti. Allora, andiamo a vedere con quello che è successo nell'ultimo turno, un turno importante perché Cervia San Pietro in Vincoli, addirittura vittoria per 6-0, Civitella Reno 0-1, Fratta Terme del Duca Ribelle 2-4, Football Cava Tropical Coriano 1-4, questa è un'altra vittoria, son di gol per quanto riguarda il Coriano, Gambettola Torconca 2-0, Igia Marina Vis Misano 1-2, partita che vedremo tra poco, seguita ripresa dal nostro Giacomo Alpini, Morciano Calcio San Pierana 0-1, continua a perdere il Morciano, Pietracuta Ronco del Weiss 0-3, Stella Russi 1-1, questa è un'altra partita che vedremo insieme a quella del Pietracuta. Andiamo a vedere la classifica: Ronco del Weiss 9 punti insieme al Tropical Coriano, del Duca Ribelle, Stella, Vis Misano 7 punti, Gia Marina 6, Gambettola, Russi 5, Football Cava 4, Cervia, Torconca, San Pierana, Reno 3 punti, San Pietro in Vincoli 2, Pietracuta 0, Civitella 0, Fratta Terme 0, Morciano Calcio 0. Bene, vieni su di me caro Stefano, perché ricordiamo innanzitutto che questo girone mercoledì sera, correggimi se sbaglio Francesco, a Villa Verrucchio si giocherà il recupero della seconda giornata tra Pietracuta e Cervia, calcio d'inizio ore 20:30. Giustissimo. Giustissimo, ok. Allora mi spieghi come mai 0 punti in classifica dopo 2 giornate giocate? 2 giornate di cui abbiamo beccato, ahimè, il Ronco, primo in classifica, che a detta di tutti è la candidata alla vittoria finale. È così forte dato che ieri l'ha affrontato? È una grandissima squadra, è una grande squadra perché vista la partita di ieri la puoi affrontare per un tempo e mezzo a pari livello, ma alla prima occasione ti fanno gol. Scusa, chi è il centravanti del Ronco? Eccolo. Gran centravanti, Marco Bernazzi. Ho capito. Si vede che ha calcato dei bei palcoscenici. Insomma. No, Francesco, quando lui ti fa le domande, tu non ho calcolati, do io il permesso, vai pure avanti. Scusa. E dunque basta vedere che prima del loro gol abbiamo avuto un'occasione noi per provare a passare in vantaggio, poi contropiede, Spadaro è un fulmine, ha fatto gol. Stesso gol, il secondo più o meno simile. E dopo il 3-0 anche lì in contropiede, perfetto, abbiamo fatto il 3-0.
Invece con la Stella cosa non ha funzionato la prima giornata? Con la Stella, ahimè, abbiamo avuto un atteggiamento un po' troppo passivo. Sapevamo che andavamo in un campo dove è difficile giocare perché il campo della Stella è piccolo, in un sintetico che è vecchiotto, quindi abbastanza rovinato, la palla rimbalza molto alta, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita particolare, per cui nonostante l'avessimo preparata come si doveva, poi il risultato è andato male, insomma. Purtroppo sì. Allora adesso iniziamo a vedere un po' di servizi, iniziamo proprio, caro Francesco, a vedere la partita che vi riguarda da vicino tra Pietracuta e Ronco Edelweiss. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Albini di Pietracuta Vecchiana in big match di giornata. Rossoblu sono alla ricerca della prima gioia di stagione dopo aver perso sul campo della Stella alle Solde e non giocato domenica scorsa col Cervia. Gara che sarà recuperata a Villa Verucchio in notturna mercoledì 19 settembre. Il Ronco, allenato dall'ex Rimini e Bellaria Montalti, è la favorita in questo girone. Gli ospiti in maglia rossa andrebbero in vantaggio già da subito con questo tiro cross di Melandi su cui la Sagni la combina grossa, ma l'arbitro incredibilmente non assegna la rete. Sul versante opposto Tomasini scambia con Fabri, cui tiro chiamano sbalzo feroce tra i pali l'estremo Calderoni. Il Ronco va in gol con questa incursione di Spadaro su cui la Sagni si salta nella prima occasione, ma nulla può sulla respinta. Ospiti in vantaggio. Il Pietracuta appare più di idee e si vede anche da questa fase offensiva, mentre dall'altra parte Gensei, caparbio come non mai, porta il fido a Spadaro a seguirlo nella sua azione, accompagnando i palloni del 2-0 in fondo al sacco. Nella ripresa il Ronco arriva al tris facilmente, a sigillare un'azione corale ci pensa Vespi, depositando in fondo al sacco il più comodo degli assist. Il Pietracuta mette l'orgoglio, lo scambio tra Mularone e Fabri non porta al gol della bandiera. Nel frattempo Melandi si fa espellere per una brutta entrata, secondo cartellino giallo, e dunque via il rosso e doccia anzitempo. Nel finale grande fuga di Tomasini che in velocità è devastante, Calderoni risponde presente e poi lo stesso numero 18 non trova né coordinazione né pallone per infilare la porta avversaria. Su punizione Tazibayer nel finale chiama la deviazione in corner Calderoni. Termina qui una partita in cui il Ronco si è dimostrato davvero troppo forte per il Pietracuta sotto tutti i punti di vista. Il tuo amico della cantinetta che ti aspetta in cantinetta mi ha scritto: Franci Fabri fa freddo a -9, ti vuole bene. Immagino anche chi sia, che è Nicola Sardini, scommetto che è il portiere del Coriano. Vabbè, lo salutiamo, Sì, salutiamo. sì, dai. Senti, allora vi dicevi anche nel commento che ci sono state anche altre individualità importanti per quanto riguarda il Ronco. Sì, no, il Ronco, al di là della punta di riferimento che è Bernazzi, hanno due attaccanti che, come Spadaro e Gessei, che sono due velocisti che è difficile prenderli. Dietro hanno una difesa esperta, un portiere che ha giocato in Serie A, quindi insomma si vede, per cui è una squadra completa in tutti i reparti, diciamo. Direi proprio di sì. A Pietracuta cosa è mancato più rispetto allo scorso anno, quando era una signora squadra? Quest'anno tutti quanti, questa è la curiosità che ti dicevo prima che ho, mi dicono che è rimasta più o meno la squadra dello scorso anno. Allora, qual è il problema? Diciamo che, innanzitutto non è una scusante, ma il calendario insomma ci ha messo subito di fronte Ronco. Mercoledì abbiamo un'altra grande partita contro il Cervia che è una delle favorite, quindi un po' c'è anche di quel fattore lì. Diciamo che è cambiato che quest'anno un po' ci conoscono, insomma, sanno che noi le caratteristiche un po' che abbiamo e quindi non è facile neanche imporsi contro altre squadre. Ne è stata anche una testimonianza la partita con la Stella, che comunque come diciamo noi, per noi è uno scontro salvezza, perché comunque noi rimaniamo sempre sull'obiettivo che la prima cosa è arrivare alla salvezza tranquilla.
e quindi... Anche perché sei andato in eccellenza, Sandro No, Conti ma- stasera non no, dorme no, perché no, chi ma- paga? Quella è la domanda che fa lui. Quella è la domanda esatto, assolutamente. non dorme più lui se è Infatti- andato in eccellenza. Va bene, adesso volevo fare, sono arrivati un po' di messaggi anche per Danilo, adesso li volevo leggere un po' tutti in modo tale che volevo farvi parlare. Allora, iniziamo prima dal mister Bucci, se si apre, ok? Ci puoi riassumere il discorso che il presidente ha fatto alla squadra venerdì sera? Si può dire? No, non si può dire, sono cose che rimangono all'interno, non si può. Mister Bucci, a quando è rimandato l'allenamento di mercoledì? Non è rimandato anche se c'è la Juve. Che emozioni si provano a vedere giocare Savioli e Imola sulla stessa fascia? Ha un'emozione unica, infatti ieri a un certo punto Savioli l'ho spostato sull'altra fascia. Ti vogliono bene i tuoi giocatori. Dopo Giacomo ce n'è una per te, volevo ritornare su Mastria. Allora, chi è più bravo a battere i rigori tra te e Mancini? Ti vogliono bene i tuoi Questo compagni. Mancini sicuro. No, sono più bravo io, su quello non c'è dubbio. Invece questa è una domanda più seria, non te l'avevo fatta, credo. Qual è il tuo obiettivo personale per la stagione? Ma sicuramente cercare di giocare più partite possibili. E poi i tuoi compagni ti scrivono, grazie a lui questa sera alzate lo share perché tutte le donne sono incollate alla TV. Sì, Li sicuro. salutiamo, gli amici del Granata, saluto la società che ieri ci ha accolto benissimo, sia per quanto riguarda Raffaella, mister Andrea, il presidente, che dovevo prendere il caffè con lui, poi sono scappato perché dovevo rientrare assolutamente a Nuova Fritta per i servizi. Vi ringrazio davvero di cuore. Io adesso, prima di andare in pubblicità, caro Renzo e caro Stefano, andiamo a vedere un attimo il servizio realizzato dal nostro Giacomo. Ci scusiamo con i telespettatori perché Giacomo, come hai ripreso ieri? Come il Bellaria, a posto. Benissimo, Sì. mi ha chiamato pure Sky. Sì, infatti lo vediamo. Va bene, andiamo a vedere il Gea Marina Vis Misano, poi rientriamo in studio, voglio sentire assolutamente mister Bucci, il servizio. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Sono in compagnia con il mister del Ronco, Maurizio Montalte. Mister, una grande partita, ma diciamolo pure, rovinato da questa espulsione? No, vabbè, dai, qua quando vieni a giocare qua in questi campi, sai anche te, a volte succedono episodi un po' strani, però va bene così, dai. Noi vogliamo essere una squadra organizzata, una squadra che fa del gioco di un insieme il vero prototipo da portare in campo. Il singolo ci interessa relativamente, stiamo lavorando sodo insieme io e il mio staff, diciamo pure a occhi ben coperti e cerchiamo in tutti i modi ogni domenica di crescere. Una grande squadra, direi una buona Ferrari. Portiamola al traguardo? L'ultima volta che mi hai detto così risaliva ho vinto il campionato, quindi con la Ferrari non c'è ombra di dubbio, te l'hai menzionata e io vinco il campionato. Sono in compagnia con Luca Fregnani, tecnico del Pietracuta. Mister, ottimi 40 minuti e poi cosa è successo? Poi è successo che la miglior qualità di gioco dell'avversario ci ha un po' sorpreso. Abbiamo preso un 1-2 a fine primo tempo e inizio del secondo tempo ci ha un po' steso. Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che al primo errore ci avrebbero castigato, sono stati bravi, è giusto così, però la mia squadra ha fatto una buona partita, non ha mai mollato, era quello che avevo chiesto ai ragazzi, di continuare a giocare a pallone. Abbiamo provato a giocare a pallone, spesso ci siamo riusciti, spesso no, abbiamo avuto anche alcune occasioni che abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio, però sapevamo che contro questa squadra una palla, due palle gol potevamo averle e dovevamo sfruttarle per poter portare a casa il risultato. Noi non l'abbiamo fatto e sapevamo che qualcosa concedevamo dietro. Noi abbiamo l'ambizione di crescere domenica per domenica e oggi abbiamo fatto un grosso passo in avanti confronto alla prima domenica con la Stella. Valdisseri con queste domande si diverte un sacco, lo conosco. Renzo, lo vuoi salutare? Siete compagni di merendine voi due? Ciao Renzo, però ti devo sgridare, te mi sgridi per le immagini ma la scaletta l'hai sbagliata. È vero, sono andato di fretta, tu mi distrai come Renzo Valdisseri, siete adesso siete due zanzare voi due, andate via. Allora, aspetta, innanzitutto fammi leggere questo messaggio. Forza Pietracuta, i più forti siamo noi, Franzo, poi saluti a Francesco Fabri da Franzo e Mattia. Forza Pietracuta, salutali perché se no grande tifoso del Pietracuta, li saluto a tutti e due. Bravo, così ci piace. Adesso finalmente mi hai sgridato, lo lanci tu il servizio, vai. Ecco a voi il bellissimo servizio Igea Marina Misano. Cos'è? Fai l'annunciatrice, mi spari Gabriella Golie. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start
Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. All'Igea Stadium si affrontano due squadre in salute. I padroni di casa in 2 gare hanno ottenuto 6 punti, il Misano 4, ma la sfida si preannuncia molto interessante non solo per i fini di classifica ma anche per la qualità in campo. L'inizio è di marca ospite, dal traversone di Imola Nasci, colpo di testa di Urbinati, bloccato senza problemi da Russi. Il Misano gioca in scioltezza, progressione sulla destra di Savioli, traversone al centro con Pruccoli sulla traiettoria, a controllare che la sfera non sia gettata in fondo al sacco da Muccioli. Ma gli ospiti sono devastanti. L'Igea non riesce a controllare gli attacchi nemici ed ecco che prima Muccioli chiama la presa Russo, poi Antonietti fa venire i brividi all'estremo di casa con una conclusione fuori di un nulla. Il Misano esprime un ottimo calcio in scioltezze di classe, Urbinati prova la gemma di tacco, Russo neutralizza e sulla sua respinta trova la botta sicura di Torsani con un salvataggio che ha del miracoloso sulla linea di porta. Ma il gol è nell'aria e 60 secondi più tardi una punizione di Politi innocua si trasforma in un pallonetto beffardo per Russo che, forse disturbato da sole, legge male la traiettoria permettendo il vantaggio misanese. Ma anche per il Misano la festa dura pochissimo, un giro di lancette e altro gol beffardo, questa volta il lancio avviene da centrocampo con Bellavista che di testa beffa così Sacchi per l'1-1. Esultanza di Bellavista con la Capriola per festeggiare la rete, Capriola che usava fare un certo Tino Asprilla ogni qualvolta andava in gol. La ripresa mette ancora in mostra gli uomini di Bucci, Savioli arriva al tiro ma Russi blocca. Lo stesso portiere deve smanacciare un traversone insidioso di Imola prima di arrendersi al 15° della ripresa, quando Urbinati entra in area di rigore dopo 2 rimpalli vinti, si trova il pallone sul piede giusto battendo proprio Russo per il nuovo sorpasso. Misano che potrebbe trovare anche il tris, ma Muccioli non riesce ad incidere come vorrebbe, mentre dall'altra parte Brighi apre per Righini, tiro di quest'ultimo sopra la traversa della porta difesa da Sacchi. L'ultima azione porta la firma di Savioli, traversone al centro, ma Laro buca l'appuntamento con la rete. 2-1 per la band di Bucci che merita i 3 punti per quanto espresso in campo. Il Misano gioca bene e se continua così potrà regalarsi un grande campionato. Bella immagine. I registi mi hanno promosso. Sì. Mi hanno promosso, hanno detto che è bellissimo. L'annunciatrice Gabriella Golia abbiamo qui, guarda. Bellissimo no. Senti, cosa stanno dicendo? Va bene. Allora, Marco, diceva anche Giacomo, io nel servizio, basandomi sui suoi appunti, perché non ero ovviamente lì a vedere la partita con lui, avete dominato questa gara, si può dire? Ma onestamente dominato è una parola grossa. Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo giocato il nostro solito calcio e devo dire che per quello che abbiamo messo sul campo forse l'unico errore che abbiamo fatto è che potevamo chiuderla prima la partita. Diciamo che fino al 95esimo comunque la partita è stata in bilico perché negli ultimi 5-6 minuti comunque qualche mischia c'è stata e potevamo anche pareggiare, però bene, devo dire che sicuramente mi sento di dire che la vittoria è stata meritata. Ecco. Beh, vedendo le azioni dei salienti direi proprio di sì. Senti, Misano quindi che obiettivo hai in questa stagione? Non mi dire salvezza, dai. No, io sono sempre abbastanza franco, non mi piace giocare per non vincere, noi proveremo a vincere ogni partita, chiaramente il primo obiettivo devo dire che è mantenere la categoria, perché comunque quello è il primo obiettivo sempre. Poi a dicembre vedremo, faremo un primo bilancio, valuteremo dove saremo e vedremo se intervenire, non intervenire, se fare qualcosa di più o se portare avanti quello che staremo facendo, insomma. Sentiamo Gabriella Golia, prego. No, io devo fare i complimenti al mister perché ieri ho visto veramente una squadra che ha giocato veramente bene al calcio. La vittoria è meritata, è vero che l'Igea aveva qualche defezione forse un po' troppo importante per la rosa che ha, però ho visto veramente un Misano veramente con un gran bel gioco, quindi la vittoria è meritata. Mister, in questo girone davvero, come diceva il nostro amico Francesco, la più forte è il Ronco? Io credo di sì, sicuramente hanno ottimi giocatori nell'organico, giocatori che hanno vinto categorie superiori, campionati in categorie superiori. Io però credo che il Cervia con gli ultimi acquisti fatti si è avvicinato molto. Credo che sarà una dura lotta.
Sì, mi trovi assolutamente d'accordo, e poi ci segnaliamo il nome che ci ha dato il nostro amico Victor questa sera, questo 2002 che ieri è entrato, ha fatto subito gol. Andiamo a vedere l'ultima partita per quanto riguarda la promozione tra Stella e Russi. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradano. 6 punti in 2 gare garantiscono l'ottimo inizio della Stella, che punta una tranquilla salvezza. I russi cercano l'esplora in esterna dopo appunto il pareggio in casa con il Gambettola. A 15esimo gli ospiti si rendono pericoloso con Gudoli, che direttamente a calcio piazzato non trova lo specchio della porta. La Stella risponde con un pallone deviato da Gabellini in direzione Salvemini. I padroni di casa protestano per questa trattenuta sul numero 11, ma l'arbitro in questo caso sorvola. I russi con il solito su prova a rendersi pericoloso, ma Temeroli blocca senza affanni. Poi guardalinee richiama l'attenzione l'arbitro, fa segno al direttore di gara che Candelora ha detto qualcosa di troppo, e su segnalazione l'arbitro opta per l'allontanamento del tecnico ospite. La Stella cerca di reagire con il tiro di Salvemini strozzato in corner. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Fabucci che manda le squadre a riposo sullo 0-0. Ad inizio ripresa il Russi passa. Dall'angolo di Godoli Tassinari si mostra ottima sentenza, di testa in fila l'incolpevole Temeroli per il vantaggio ospite. La Stella si vede con questo colpo di testa di Salvemini terminato al lato. Il Russi invece agisce di contropiede, Sovi inventa ma il compagno mette al lato di testa. Gabellini invece di forza dall'altra parte, forse con un fallo, conquista il pallone, calcio di prima intenzione, Lolli vola a negargli la gioia dei gol. I padroni di casa recriminano poco dopo per un alto contatto all'interno dell'area di rigore, ma il gol è nell'aria e arriva al fotofinish del recupero con Angelini che, lanciato in profondità al 93esimo, inventa un gol così lasciando di stucco l'incolpevole Lolli. 1-1 il finale. Francesco, invece tra le favorite il coreano non lo vogliamo inserire? Ma il coreano è una grande squadra, noi l'abbiamo affrontata in Coppa, ha sicuramente un organico valido, però visto il Ronco penso che il Ronco abbia qualcosa in più del coreano. Tra poco Danilo ti faremo parlare, c'è mezza squadra che ti sta seguendo questa sera, tra poco arriviamo anche da te perché ti devo fare anche tantissime domande. Io direi, prima di andare in pubblicità, caro Giacomo, facciamo anche i complimenti comunque all'inizio di queste due formazioni, nonostante ieri già abbia persa, però soprattutto la Stella. No, sicuramente IG Stella il loro obiettivo è di una salvezza tranquilla e per il momento ci stanno riuscendo. Ieri all'Igea addirittura, visto che parlavamo prima di giovani, ha debuttato un 2001 Pruccoli, un difensore che ha fatto una gran bella figura, e anche il mister lo può confermare, anche perché di fronte non aveva l'ultimo arrivato, quindi è riuscito a limitarlo e ha fatto delle buone giocate, quindi sia che l'Igea e la Stella sono sulla strada buona. Stefano, andiamo a vedere il prossimo turno per quanto riguarda la promozione del Duca di Belle Civitella, Reno Pietracuta, non facile questa trasferta appunto per l'amico Francesco, Ronco del Weiss Stella, Russi Cervia, San Pietro i Vincoli, Morciano Calcio, speriamo che Morciano riesca comunque a fare il primo punto in campionato, San Pierana Gambettola e Torconca Football Cava, Tropical Coreano e Giamarina Alta Bella Sfida, Vis Misano, Fratta Terme. Tra poco voglio commentare anche quest'ultima sfida, ma prima ci fermiamo un attimo dando la linea per 3 minuti e mezzo alla pubblicità. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara.
Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratoffertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Ok, allora rientriamo in studio adesso, volevo commentare con il mister appunto il prossimo turno, Vis Misano Fratta Terme, che partita potrebbe essere questa? Io Fratta Terme onestamente non lo conosco molto bene. È una realtà che non conosco, so che è una neopromossa come noi, ho visto dai risultati che ha avuto qualche difficoltà, però forse mi preoccupa ancora di più perché avrà stimoli importanti per incominciare un nuovo cammino, quindi è una squadra che andrà presa con le molle. Dovremo dare come sempre il massimo e poi speriamo che il campo ci dia ragione. Tradotto, vincono facile perché il Fratta ha già subito, è già doppia cifra come gol subiti. Francesco, non aggiungiamo anche del Duca Ribelle tra le favorite. Direi di sì. Sì, ma certamente. Io mi sono speso su Ronco e Cervia, ma sicuramente il del Duca è una squadra quadrata che ha aggiunto dei valori importanti soprattutto in attacco con Farabegoli. In porta ha preso un grandissimo portiere che è Gentilini, nel mezzo c'è un giocatore che queste categorie le naviga da anni che è Candoli. Noi ci abbiamo giocato contro, devo dire che abbiamo fatto grande fatica, se potessi rubargli un giocatore gli ruberei Fabri, credo che sia un difensore per la categoria molto molto forte, anche se devo dire mi difendo bene insomma con i miei Lepri, Sanchez, Politi e compagni. Per Mastria, dovresti giocare dietro le punte, non troppo arretrato, questo è un tuo fans. Per Mastria cosa ne pensi del tuo amico Marconi che ha fatto gol stendendo i Santermete? Mi hanno detto che ha fatto anche un bel gol, che si è scartato 3 e poi ha tirato in porta. È fermo da un anno, però dai, ha tutte le carte in regola per far bene. Preparati che adesso ti facciamo parlare per la gioia dei tuoi compagni di squadra. Allora adesso andiamo a vedere, caro Stefano, i risultati e classifiche di prima categoria. Questa sera sono pieno di fogli qui davanti a me. Allora Alta Valconca, Bacchia Cesenatico 0-1, Roncofreddo, Savio Calcio 4-1, Gatteo, Riva Azzurra, Miramare 6-3, Granata, Visse Nova Fete 1-1, vedremo tra poco il servizio, Mondaino, Bellaria Giamarina 3-1, lo ripeto, Mondaino, Bellaria Giamarina 3-1, Polisportiva Sala Santermete 1-0, Real San Clemente Verucchio 1-1,
2-1, Riccione, Athletic Poggio, questo si può dire che era il big match, 1-1. Andiamo a vedere la classifica, dopo il primo turno non potrebbe essere altrimenti, le squadre che hanno vinto a 3 punti, Roncofreddo, Gatteo, Mondaino, Bacchia Cesenatico, Polisportiva Sala, Athletic Poggio, Granata, Real San Clemente, Riccione, Verrucchio, Nova Fete a 1 punto, Alta Valconca, Sant'Ermete, Bellaria, Riva Azzurra, Miramare, Savio Calcio 0 punti. Allora, rientriamo in studio, adesso andiamo a vedere il primo servizio per quanto riguarda la prima categoria Girone H, perché tra poco vedremo anche la presentazione del Riccione Calcio, un piccolo diciamo, servizio di 2 minuti, ma iniziamo con ordine. Granata, Nova Feltria. Vita nuova e cambio campo per il Granata che bagna le solde a 100 ghezzi con la Vissa Nova Feta Calcio. Giallo-blu che davanti si affidano alla coppia offensiva formata dal nuovo arrivo Muratori, ex Gabice Caldara Calcio, da confermatissimo Francesco Baldinini. Granata invece che si affidano in cabina di regia all'ex Bellaria Mastria e all'estero di Boni. La squadra di Cantoni si rende pericolosa al calcio piazzato, ma il colpo di testa di Fiori risulta fuori misura. Il Granata però passano attorno al 10° minuto quando al calcio piazzato Boni individua la traiettoria giusta, beffando Semprini. Il replay ci mostra la prodezza del giocatore in maglia numero 10. Padroni di casa pericoloso ancora una volta a calcio piazzato, il tiro viene ribattuto dalla barriera giallo-blu, sfera che giunge sul piede caldo di Fiori, la cui battuta viene bloccata da Semprini. A primo vero affondo in Nova Feltria passa, da rimessa laterale risulta prezioso il solito movimento di gambe di Francesco Baldinini che nel proteggere la sfera viene atterrato al limite dell'area di rigore. Siamo attorno al minuto 40, da calcio piazzato Muratori non perdona trovando una gemma che si colora di giallo-blu quando si infila in fondo alla rete. Per Muratori si tratta del gol. Per Muratori si tratta del secondo gol in gare ufficiali e la dedica va anche a loro, ai tifosi giunti al seguito. Ad inizio ripresa Sebastiani fa gridare a gol la folla Nova Feltriese, ma la sua volée si perde sui piedi alla retroguardia di casa che tuttavia mette nelle condizioni Baldini di colpire di testa il pallone senza trovare fortuna. Il Nova Feltria va vicinissimo al sorpasso al minuto 7 della ripresa quando l'ennesimo traversone di Sebastiani viene respinto dalla difesa di casa, recuperato successivamente Mamutai che deposita il pallone sul piede preferito di Cupi, cui tiro scheggia la traversa. Il Granata a questo punto esce dalla propria metà campo e cerca di rendersi pericoloso. Questo tiro da distanza proibitiva ad opera di Limoni. Fa l'esordio con la maglia gialloblu in campionato anche Alessio Balducci, che partito titolare si fa vedere con questa conclusione che Oreste blocca senza problemi. Nel finale episodio da Moviola, Rinaldi esce dalla propria area di rigore, resiste a una carica e imposta per Sebastiani che approfittando di un liscio tra Marroni e Ogone, la prendo io, la prendi tu, si incugna in aria e viene stoppato così dal muro Granata. Il replay ci mostra la realtà dei fatti. In contropiede al 95esimo Salvini prova la progressione, sfornando al centro questo tiro cross non raccolto da nessuno dei suoi compagni. Termina qui una gara conclusasi con un punto a testa. Allora, no, discuti, dillo tu ai tifosi del Nova Feltria, prego, quello che hai detto, che sennò a me mi minano da casa. Quello non è rigore, hai rifatto vedere quell'azione, ma ha preso il pallone pieno, non puoi Ma tu nel commento senti che io ho detto che era rigore? L'hai fatto vedere 2 volte, o fai vedere tutte le azioni 2 volte quando prende il pallone. Episodio da Moviola, Gabriella Golia, ricordati. No, non è da Moviola. Adesso andiamo a sentire Danilo Mastia. Danilo, allora, per quanto riguarda la partita, che tipo di partita è stata, che impressione hai avuto per quanto riguarda l'avversario e soprattutto della tua nuova squadra, versione 2018-2019, all'esordio? Allora, innanzitutto per quanto riguarda il Nova Feltria si sapeva che era un'ottima squadra. L'anno scorso diciamo ci ha fatto sfuggire il campionato all'ultimo dopo che l'ha dominato per il girone di andata e metà del girone di ritorno, e la partita è stata una partita dove siamo partiti molto forte, abbiamo avuto 3-4 occasioni che potevamo anche sfruttare meglio e andare tranquillamente sul 2-0. Poi abbiamo fatto un fallo ingenuo fuori dall'area, loro hanno un ottimo tiratore che l'ha messa dentro, mentre il secondo tempo sono usciti un po' anche gli avversari che hanno iniziato ad attaccare. Diciamo che il pareggio è giusto, dai, un punto a testa. Ti dicevo prima, telecamere spente, che il Granata, anche nel servizio di presentazione che ho fatto nella scorsa puntata della prima categoria Girone H, può essere la sorpresa di questo campionato, perché arrivate da una stagione, quella di 2 anni fa, dove siete entrati nei playoff. L'anno scorso per un punto non siete arrivati ai playoff, ma avete fatto una gran rincorsa nel girone di ritorno. Quest'anno dovrebbe essere l'anno buono, insomma. Dovrebbe essere, però comunque sia dobbiamo sperare di riuscire ad amalgamare il gruppo che si era creato l'anno scorso, perché a mio parere in queste categorie è il gruppo che fa la differenza.
e se tutto va bene cercheremo di seguire il mister in tutto quello che ci dirà e speriamo di riuscire a centrare questo obiettivo. Ci tiene il Presidente, che ieri ha specificato anche mettendo appunto un post su Facebook, qual è il nuovo impianto dove giocherete quest'anno? Quest'anno giocheremo all'impianto di Ponente a Cesenatico, è un nuovo impianto, è un ottimo impianto, il campo è abbastanza buono, speriamo di sfruttarlo al meglio e di fare più vittorie possibili. Ricordiamo l'impianto Giorgio Ghezzi, giusto? Sì, esatto. Ok, per quanto riguarda il campionato, che idea ti sei fatto tu a livello personale? Quali sono le più forti, se tralasciando il Granata ci potrebbero essere delle sorprese a tuo modo di vedere? Beh, a livello, secondo me, sicuramente è un campionato abbastanza combattuto, non ci sono grossi dislivelli tra le squadre, potrebbero vincere 6-7 squadre. E sicuramente le favorite sono il Santermete, Verucchio, che comunque sia anche l'anno scorso sono arrivate tra le prime posizioni. Come sorpresa non saprei, diciamo, speriamo di essere noi la sorpresa. Buono, posso dire, anche perché più o meno voi a livello di mercato, per informare i nostri spettatori, siete rimasti la stessa squadra, avete cambiato qualcosa in avanti? Abbiamo cambiato qualcosa in avanti, sono andati via alcuni giocatori, ne sono arrivati altri molto giovani. Siamo una squadra molto giovane, anche ieri infatti 6-7 già di quelli che giocavano dall'inizio avevano meno di 22 anni o meno. Questo potrebbe diventare un problema, speriamo di no, per quanto riguarda l'esperienza, speriamo che vada bene. Ebbene, allora andiamo a vedere anche per quanto riguarda questa categoria. Sabato si è presentato davanti ai propri tifosi Riccione Calcio, che mostra individualità interessanti e non ha nascosto le proprie ambizioni attraverso le parole dei suoi dirigenti. Il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In bota il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sabato 15 settembre presso i ristoranti Pastrocchio di Riccione, il Riccione Calcio ha tolto i propri veli svelando la rosa in vista della stagione 2018-2019 impegnata nei campionati più a categoria Girone H. La festa si è svolta davanti a un discreto numero di persone e di curiosi che hanno voluto rendere omaggio a una formazione tra le più attrezzate per la vittoria finale. Gli stessi dirigenti, come il presidente Andrea Morelli e il vice Giampaolo Pascucci, non hanno nascosto tra un sorriso e l'altro le proprie ambizioni. Si vuole in alto, ma mantenendo, come si dice, i piedi per terra. La rosa attualmente è composta da 31 giocatori, ma l'attento e abile Rodolfo Bacchini ci ricorda che nel lungo elenco alcuni giocatori saranno tesserati più avanti, quindi rimangono in stand-by, altri si sono aggiunti solo negli ultimi giorni. Allora rivediamo con piacere il centrocampista Massimiliano Secas, che ha ricordato l'amaro addio nella passata stagione a Real Miramare. Poi troviamo i portieri Giacomo Tacchi, Claudio Giustolisi, Guie e Mussa, i difensori nell'ordine: Giovanni Bonini, Roberto Casadio, Antonino Galesi, Giacomo Mulazzani, Buiar Musabeliu, Suremai Endao, Luca Olivieri, Omar Pivi, Luca Ricci, Federico Suzzi. I centrocampisti Conè, Nicolò Amati, Giuseppe Bolzonetti, Massimiliano Secas, Thomas Giannetti, Endao, Antonio Palumbo, Carlo Soleri. Gli attaccanti infine Riccardo Bontempi, Antonio Borea, Maria Carlo Conti, Luca Cugnini, Maria Enrico Facchini, Tommaso Galappi, Francesco Gori, Michele Stellato, Giuseppe Tolomeo, Edoardo Volpato, allenatore confermatissimo Pierluigi Angeloni. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Rimanendo in tema di locale, dove è avvenuta per l'appunto la presentazione, si spera tramite il passato di non ripetere pastrocchi che potrebbero allontanare quel sogno di identità che porta a divenire l'unica formazione di Riccione in tutti i sensi, a livello di prima squadra, senza offesa per nessuno. Ebbene, avete un po' nel servizio riassunto un po' quello che è stato il giorno della presentazione, tante individualità importanti, avete sentito anche il nome di Gori, ma ce ne sono davvero tante, è una squadra ben attrezzata soprattutto in fase offensiva che, da quello che ci dicono, che riporta Radio Mercato, potrebbe ambire a vincere il campionato di prima categoria. Il pallone
sapete tutti che è strano, ci ha riservato spesso in passato diverse sorprese, però vedremo appunto. Prossima partita con il nostro Stefano Papini, andiamo a vedere il prossimo turno, perché qui ci fa il sorriso Giacomo, che ha appena saputo che il nostro Mastria non ci sarà impegnato a Londra, quindi c'è Bellaria Granata che seguirai. Sicuramente, lui ha preso questo viaggio perché già sapeva che sarebbe stata una partita sfortunata, quindi sempre... Se domenica vincete, Danilo, tu non oso pensare come lunedì lo posso sfottere, guarda, ti dico solamente... La seguirò sicuramente. Ecco, allora queste sono le partite: Atletico Poggio Mondaino, Bacchiace Senatico Roncofredo, Bellaria Granata, Riva Azzurra Miramare Alta Valconca, Sant'Ermete Real San Clemente, Savio Calcio Polisportiva Sala, Verucchio Riccione, questo è sicuramente il big match di giornata, Vis Nova Filtria Gatteo, e Nova Filtria quest'anno, lo ricordiamo, giocherà allo stadio comunale di Secchiano, lo diciamo soprattutto per l'appassionati, la piazza che ci segue sempre con particolare simpatia. Adesso Stefano, prima di chiudere, ti chiederei una cosa, vorrei commentare la prima giornata del campionato di promozione marchigiana con il nostro Giacomo Alpini, perché finalmente, ne parlavamo la scorsa settimana con il presidente Marsili del Gabice Gradara Calcio, sono usciti questi benedetti calendari, addirittura 10 giorni prima appunto che parta il campionato. Il Gabice Gradara, squadra che seguiremo in questa stagione, sarà impegnato in casa contro l'Olimpia Marzocca. Che tipo di partita è questa, caro Giacomo? Sicuramente non sarà una partita semplice, perché l'Olimpia è sicuramente una delle candidate ai piani alti della classifica, Ancona a parte, perché ricordiamo che in questo girone c'è anche l'Ancona. Il Gabice deve continuare l'opera che è stata fatta quest'estate da parte della società, che a mio avviso ha messo a disposizione di mister Papini una buona rosa. È vero che ci sono state delle partenze importanti, ma ci sono stati anche dei buoni arrivi. Ci sono dei piccoli dubbi a mio avviso sulla rosa, riguardante magari i laterali difensivi, che non sono, bisogna scoprirli man mano, anche perché come difensori centrali abbiamo Sabatini, che è stato confermato, e Passeri, io ritengo una coppia difensiva più che all'altezza. E poi l'altro dubbio riguarda l'attacco: perdere due giocatori come Rossi e come Muratori non sarà semplice. Adesso bisogna vedere, è stato riconfermato Grassi, bisogna vedere questo Veio, che l'anno scorso ha fatto 10 gol, però a questo punto non bastano riconfermare questi 10 gol, deve fare ancora un ulteriore passo in avanti, visto il tipo di piazza dove affronterà questo campionato, e quindi sono questi due i dubbi. Però ritengo che la rosa sia buona, ritengo che possa fare un buon campionato, però deve partire subito alla grande. E poi dobbiamo scoprire questo mister Papini, che conosce la categoria come giocatore, non come allenatore, però mi sembra un allenatore molto preparato. Soprattutto con i giovani, aggiungerei io. Ebbene, in questo campionato c'è anche l'Ancona, che adesso ha il nome di Anconitana. Il big match soprattutto tra Ancona e Gabice Gradara sarà in programma a Gabice il 23 dicembre, 2 giorni prima del Natale. Siamo addirittura d'arrivo, ci chiedono questa cosa velocemente. Buonasera, volevo chiedere al centrocampista di Granata, Mastria, se il loro campo è già abilitato per un eventuale storico salto di promozione. Puoi toccarti se vuoi. A parte quello non lo so, non so rispondere. Va bene, saluta anche i tuoi fans, i tuoi compagni di squadra. Saluto tutti e ci vediamo domani allenamento. Grazie Danilo, grazie a voi. Grazie al centrocampista di Pietracuta Francesco Fabbri. Grazie a voi, grazie dell'invito. Grazie al mister Marco Bucci della Vis Misano. Grazie mille a voi. Le manderò i DVD della partita di ieri con le riprese di Giacomo Alpini a suo rischio e pericolo. So già che non si vedrà molto. Non si vedrà molto, e saluto il nostro Giacomo Alpini. Grazie Ciao a Giacomo. tutti, ciao. Noi ci rivediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio, rimanete con noi, mi raccomando, grazie.